Cari amici, ben ritrovati, buonasera a tutti. Questa sera siamo a Cimetta di Colognè, siamo ai festeggiamenti di San Dorico e siamo insieme al nostro carissimo amico Antonio Mazzer, che è il consigliere del gruppo ornitologico. Ben ritrovato Antonio, è un piacere averti qui. Raccontaci un attimino intanto chi abbiamo qui come ospite, come amico. Grazie. E poi come procede la festa. Benissimo, qui abbiamo il presidente Adriano Dadai, che è anche l'anima non solo dei festeggiamenti ma anche del gruppo ornitologico, dell'organizzazione della fiera. Poi abbiamo ai lati dei giovani che stanno sono facendo il nostro riferimento prossimo futuro. Raccontaci un attimino, di giovani parleremo dopo, raccontaci un attimino come nasce il vostro gruppo e poi come nasce questa festa, questa sagra. Questa sagra nasce in origine oltre 50 anni fa, in maniera molto artigianale, organizzata dal Tennis Club Cimetta, i cui impianti sono poco lontani. E abbiamo anche sul tennis, ricordiamoci, è nato tennisticamente Renzo Furlan, che è arrivato al 19esimo in classifica al mondo, quindi è un nostro orgoglio. Dopo parecchi anni di organizzazione da parte del tennis, dal 2001 l'organizzazione è passata al gruppo ornitologico, il quale gruppo ornitologico ha affinato man mano questi festeggiamenti, che fanno capo comunque sempre alla parrocchia di Cimetta. I ricavati eventuali sono della parrocchia, vanno alle opere parrocchiali della parrocchia di Cimetta. E quindi per la comunità intera? E per tutta la comunità. Ci sono 3 grandi filoni di questi festeggiamenti. Il primo è l'organizzazione in aprile di Cimetta in Fiore, con la collaborazione anche della scuola materna, poi la sagra in luglio, fine giugno, inizi luglio, e poi la Fiera dei Osei, la prima domenica da ormai 42 anni, la prima domenica di agosto. Senz'altro i giovani e il nostro supporto, quindi ringraziamo tutti i nostri giovani che sono stati magnifici per la Cimetta in Fiore. Cimetta in Fiore quest'anno hanno collaborato moltissimo e con la scuola materna sono stati eccezionali, perché quel supporto là di giovani per noi ci dà una speranza, perché noi siamo meno giovani, benissimo, diversamente giovani. Quindi adesso continuano ancora con il 5 di agosto con una bellissima manifestazione che fanno, poi il giorno 6 c'è la Fiera di Lucelli. Io voglio soltanto ringraziare tutti quanti i nostri collaboratori, tutto lo staff che lavora qui dentro e anche un grandissimo pubblico, perché in questi giorni abbiamo avuto un bellissimo... Ma si vede anche da dietro le nostre spalle, c'è un'affluenza che è veramente fantastica, sì. Segno che avete fatto centro. Qui troverete accoglienza, voi sarete non nostri clienti ma nostri ospiti. E questa è una cosa, l'accoglienza per noi è una cosa molto importante, ma volevo aggiungere una cosa: il leitmotiv del miglioramento continuo delle nostre manifestazioni è il profondo accordo che abbiamo mettendo insieme le varietà. Noi abbiamo fatto l'inserimento di alcuni giovani adesso nel Consiglio, proseguiremo con questo andamento e ci sarà un inserimento sempre graduale, perché, dicevo l'altra sera, il futuro è loro, non nostro. Esatto, e anche perché certe tradizioni, come diceva il Presidente prima di iniziare questa intervista, certe tradizioni vanno portate avanti ed è meglio bruciare un paese che perdere una tradizione. Certo, quindi certo. diamo appuntamento a tutti i telespettatori qui a Cimetta di Colognè
per questi festeggiamenti di San Luderico, ma per tutte le altre manifestazioni che questa bellissima associazione porta avanti e che vi accoglierà qui a braccia aperte tra fiumi di birra, pesce e buon cibo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie. Vi aspettiamo sabato 5 agosto tutti quanti in piazza Cimetta, che i giovani stanno facendo delle cose grandissime. Meraviglioso.